dove scatta al comando la giubba di Dark Medico Giuseppe Piccinu, dall'esterno la progressione di Dominedda così come quella di Daisa, cavalli che affrontano il primo passaggio dove Daisa si porta al comando con all'interno Cheremule che ha in terza posizione Esotica de Mores, sopravanzata ora da Dominedda che risale di volata sui primi per portarsi al comando. Dominedda che prende il comando delle operazioni con Giovanni Soggia dopo che i cavalli hanno effettuato il primo passaggio, guadagna 4-5 lunghezze nei confronti di Cheremule che mantiene la seconda posizione. Cavalli che si presentano in zona partenza con il battistrada Dominedda che ha 4 di vantaggio nei confronti di Dark Medic che risale in seconda posizione, mentre anche Daisa è della partita con all'interno Cheremule. Secondo passaggio dove inizia il giro conclusivo, al comando è sempre Dominedda che guida davanti a Daisa in seconda posizione, muove anche Dinamica che si porta ai fianchi di Dominedda. Cavalli che affrontano la curva di sinistra, Dominedda sempre a condurre davanti a Daisa. Terza posizione per Cheremule che vede avvicinarsi la giubba di Dinamica. Ultima piegata affrontata al comando da Dominedda, Dominedda nei confronti di Daisa. La giubba verde di Cheremule in terza posizione con in quarta Dinamica, in quinta è Dark Medic, cavalli che si presentano in retta, ci prova ancora Dark Medic per il piazzamento ed è Dominedda che viene a vincere. Dominedda al secondo posto, chiude Cheremule che precede Dinamica e